Nessun nuovo contagio si è registrato ieri nella nostra provincia, secondo il report quotidiano che ci invia l'ASP di Agrigento, fermi sempre a 125 su 289 nuovi tamponi effettuati, che in totale fanno 5.187 eseguiti fino a ieri. Diminuiscono da 8 a 7 ricoverati in ospedale, così come quelli imposti in quarantena scendono da 21, erano a 24. I guariti fanno un notevole balzo in avanti, passano da 78 a 82 e costanti sono le persone decedute a 13. I ricoverati sono sempre suddivisi tra i vari ospedali della Sicilia, di Caltanissetta, Palermo e Partinico. I guariti in provincia aumentano un po' in tutti i comuni, 7 a Ribera su 8, 1 è deceduto, 7 ad Agrigento su 13 in isolamento e 2 deceduti, 11 a Menfi su 12, 1 deceduto, 18 a Sciacca su 26, tra cui 4 in isolamento e 4 deceduti. 7 guariti anche a Palma di Montechiaro, 1 in isolamento e 1 deceduto. Nell'isola invece i guariti fanno un notevole balzo in avanti, salendo a ben 910 unità, mentre i deceduti vanno a 251. I nuovi tamponi effettuati nella regione sono 2.696, i positivi solo 7. I contagiati scendono da 74 unità e vanno a 2.127. I ricoverati in netta diminuzione di 14 unità e vanno a 370, tra cui 21 in terapia intensiva, meno 4, in isolamento domiciliare, meno 60 e vanno a 1757. Nelle province Agrigento sempre ferma su 69 unità, in aumento è sempre Catania di 3 casi in più e va a 694, unico capoluogo siciliano che registra ancora casi positivi. Gli altri stabili o in diminuzione, come ad esempio Ragusa, meno 17 e si colloca con 37 contagi, è in nascente di 4 unità e si attesta a 288, Messina 8 in meno con 362, Palermo 9 in meno e va a 396, Trapani meno 21 con 71 casi positivi, Caltanissetta va da 125 a 99, Siracusa stabile con 111 casi. Intanto l'ASP di Agrigento comunica che sul proprio sito istituzionale tutta la collettività può consultare ogni giorno dati e grafici completi sull'andamento dell'emergenza nella nostra provincia. Il report è aggiornato ogni giorno entro le ore 24 e già consultabile in una sezione dedicata del sito dell'ASP. Oltre ai dati numerici sono disponibili anche grafi utili a quantificare con immediatezza il trend della malattia.